Tutto rinviato per l'inchiesta sulle presunte mazzette all'obitorio dell'ospedale di Padova. Il GUP Domenica Gambardella ha posticipato al 7 febbraio la decisione sui rinvii a giudizio chiesti dalla Procura per 42 soggetti, tra proprietari di imprese di pompe funebri e dipendenti dell'azienda ospedaliera, accusati a vario titolo di corruzione, truffa e falso. L'ipotesi d'accusa è che le ditte tra il 2014 e il 2015 abbiano pagato in nero dai 30 ai 40 euro ogni volta gli addetti alla vestizione e conservazione delle salme, con l'obiettivo di evitare il ticket da 75 euro dovuto all'ospedale per queste operazioni. La difesa di alcuni imprenditori ha invece chiesto che il reato di corruzione sia derubricato a concussione per induzione, spiegando che sarebbero stati i dipendenti pubblici a ricattare le ditte, con la minaccia di restituire i cadaveri ai loro parenti in pessime condizioni. In aula la PM Ignazia D'Arpa si è lanciata in una lunga ricostruzione dell'impianto accusatorio. A sostegno dell'accusa ci sarebbero intercettazioni telefoniche e foto degli scambi di denaro tra imprese funebri addetti all'obitorio. Rispetto alle previsioni, nessuno degli accusati ha chiesto di patteggiare la pena e solo uno ha chiesto il rito abbreviato. A causa del danno economico e di immagine subito, l'azienda ospedaliera ha deciso di costituirsi come parte civile. Secondo il nuovo codice disciplinare, i dipendenti rischiano la sospensione in caso di rinvio a giudizio e il licenziamento se ritenuti colpevoli in primo grado.